16 febbraio 1943. Domenicon, un piccolo paese della Tessaglia, nella Grecia occupata dagli italiani insieme ai tedeschi ormai da 2 anni. Un convoglio di militari italiani sta transitando a circa 1 chilometro dal centro abitato. Nei pressi di una curva, la colonna di automezzi rallenta. Su una piccola collina lì vicino ci sono dei partigiani greci appostati che aprono il fuoco. Nell'agguato muoiono 9 soldati italiani appartenenti alle camicie nere. Qualche giorno prima, il 3 febbraio, il generale Carlo Geloso ha emanato una circolare che stabilisce la responsabilità collettiva della popolazione greca per le azioni partigiane. Sulla base di questa direttiva, il generale Cesare Benelli della 24esima Divisione Fanteria Pinerolo ordina la repressione. Nel pomeriggio i soldati della Pinerolo entrano a Domenicon e rastrellano il paese, casa per casa. Gli abitanti vengono radunati sulla piazza centrale. 41 civili vengono uccisi mentre scappano per sottrarsi all'accerchiamento. Nel frattempo dal cielo arrivano i caccia con le insegne del fascio littorio, che scaricano su Domenicon le loro bombe incendiarie. Il paese viene distrutto dal fuoco, case e fienili vengono ridotti a un cumulo di cenere. Tutti gli uomini al di sopra dei 14 anni vengono portati via. Devono essere portati alla rissa, sottoposti a interrogatorio, dicono gli italiani. Ma non è vero. Alla rissa quegli uomini non arriveranno mai. Tenuti prigionieri, la sera stessa, poco dopo la mezzanotte, vengono tutti fucilati. Muoiono 97 persone. Altri 6, feriti, sopravvivono stando ammassati insieme ai cadaveri. Il massacro di Domenicon segna un punto di svolta della strategia militare italiana in Grecia. La linea che viene seguita da quel momento in poi stabilisce che per poter annientare il movimento partigiano occorre annientare le comunità locali e la popolazione civile.